una giornata un po' invernale, ma è un'occasione bellissima per parlare di turismo. Siamo con Valentina Boscolo Bielo, che è la responsabile degli hotel del gruppo Boscolo. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno Valentina. Partiamo. Quali sono gli hotel? Per chi non lo sapesse, perché qui siamo al Mosella, si vede. Qua siamo a Sottomarina, abbiamo l'ultimo arrivato, diciamo, del gruppo. Della bellissima Darsena alle spalle. Qua siamo a Sottomarina, dicevo, l'ultimo arrivato del gruppo, che è l'hotel Mosella Suite Hotel in realtà, e ne abbiamo in realtà tre, uno qui su Sottomarina, appunto questo, e due su Venezia in Canal Grande. Uno, il primo di tutti, che si chiama Hotel Antiche Figuri, che ha circa 20 anni, e poi abbiamo l'Hotel Canal Grande, che è un po' più recente, ha 12 anni, e sono tutti e due in Canal Grande, vicino alla stazione, diciamo, in zona stazione. Allora, una stagione adesso si è proprio conclusa, voi siete aperti. Noi siamo aperti tutto l'anno. Tutto l'anno, la stagione turistica, quella vera, si è conclusa. Com'è stato il 2022? Ma diciamo che è andata bene, meglio delle aspettative, e abbiamo visto, per noi è stato un po' l'anno di prova, diciamo, perché in realtà abbiamo aperto a giugno 2019 e quindi siamo riusciti a fare la prima stagione, però era una stagione un po' di rodaggio, quindi in realtà non avevamo una clientela già formata nostra, ma anche ci siamo messi nel mercato alla fine, quindi noi abbiamo aperto le vendite proprio il giorno dell'apertura, non avendo una data certa, e quindi insomma abbiamo lavorato con quello che si è presentato in quel periodo. E è stato il primo anno in cui siamo riusciti a fare il primo anno completo, perché causa Covid siamo stati fermi per alcuni periodi, e devo dire che siamo stati molto contenti, perché oltre ad avere la clientela che ci aspettavamo, cioè la clientela delle zone limitrofe qui, quindi del Veneto, Padova e Vicenza principalmente, abbiamo avuto tantissimi stranieri, quasi forse più del 50% di stranieri, e soprattutto questi ci hanno permesso di allungare abbastanza la stagionalità, quindi abbiamo avuto diversi stranieri nella prima metà di marzo, dalla prima metà di marzo fino ad arrivare ai primi di novembre, ecco, quindi una bella stagione lunga per Sottomarina, e sono loro che ti aiutano in qualche modo. Noi offriamo diversi servizi che magari mi voglia venire. Dicevo, già con le suite, abbiamo le suite, quindi all'interno loro hanno la cucina, vabbè, abbiamo il centro estetico in cui un po' si possono coccolare e rilassare, ma forse il punto di forza nostro in questo momento, che attira questo tipo di clientela, è la piscina riscaldata. La nostra piscina riscaldata arriva a 32 gradi ed è aperta fino al primo weekend di dicembre, e magari per noi italiani diventa un po' difficile fare il bagno, però per loro che sono abituati a temperature diverse, esatto, apprezzano e fanno il bagno, ecco. Poi quest'anno ha aiutato anche la stagione. La stagione è stata sempre calda, quindi insomma non ci sono stati problemi. E i turisti sono tornati anche a Venezia? I turisti sono tornati anche a Venezia. Anche a Venezia quest'anno è stato il primo anno dopo 2 anni di stop in cui abbiamo lavorato tutto l'anno. Abbiamo lavorato meglio, siamo riusciti ad ottenere i risultati migliori del 2019, che in realtà non era stato un gran anno per via della quarta finale, quindi ci avevamo un po' rovinato, diciamo, le medie, le statistiche. Finale, sì. Noi a Venezia poi ci teniamo molto alle percentuali di tasso di occupazione, e in realtà è stato comunque un anno migliore del 2018 e del 2019, quindi siamo stati molto contenti. Sono ritornati stranieri, sono ritornati gli americani, che insomma si sentiva abbastanza la loro mancanza nel territorio. E adesso siamo in pieno nel 2023. Siamo pronti 2023. Cosa vi aspettate? Voi, se avete delle novità, perché c'è sempre qualche novità quando si parla del gruppo Boscolo, non? Sì, non ci piace stare fermi, no, non si può dire che state fermi, ecco. Non ci piace rilassarci, mettiamola così. Allora, intanto abbiamo buone aspettative, cioè di poter lavorare. Io dico sempre che il mio obiettivo è di riuscire ad arrivare ad un albergo pieno a Sottomarina 365 giorni all'anno. È un'ambizione forte, nel senso che giustamente siamo a Sottomarina, una località di mare. Si chiama destagionalizzazione, e penso che per gli albergatori sia il top. Il top, esatto. Però devo dire che adesso che siamo durante le vacanze di Natale abbiamo avuto buoni risultati, e diciamo che come novità grossa abbiamo l'apertura di un bar nella zona piscina, che sarà aperta un po' a tutti, quindi non solo ai clienti dell'albergo, perché la piscina è riservata ai clienti dell'albergo, mentre invece questa zona dove poter fare l'aperitivo sarà aperta a chiunque voglia venire a fare aperitivo e godersi il tramonto, quindi sarà gestito in concomitanza tra il Mosella, diciamo tra l'albergo e l'M400. Questa ricordiamo è il ristorante che si trova sotto. Esatto, e questa diciamo è la novità più grande. Poi insomma stiamo dando un po' di cambiamenti interni, qualcosa sul design, qualche piccola accortezza, no?
sulla struttura. Che non bisogna mai fermarsi. No, anche perché io sono dell'idea che cioè è nuovo e quindi alcune migliorie si fanno nel momento in cui si vive la struttura, no? Propenso che ci risentiamo durante la stagione per vedere come stanno andando le novità. Esatto, va bene. Grazie. Intanto grazie a lei. Grazie a Valentina e grazie a voi. buona giornata. A voi, grazie.